Pasqua bassa a fine marzo, ma comunque piena di turisti in Veneto. Dalle prenotazioni sembrano confermate le performance dello scorso anno, periodo record per il turismo regionale. Penalizzati dalla data solo i campeggi open air ancora chiusi. Gli stranieri di lingua tedesca i più affezionati, ma stanno tornando anche gli americani grazie alla ripresa dei voli internazionali. Sul traffico aereo nel 2023 non ha pesato la tassa d'imbarco imposta dal Comune di Venezia allo scalo lagunare, ma dalla regione arriva l'appello dell'assessore Federico Caner. Per il 2023 deve essere onesto e dire che se guardiamo i dati tutti e tre gli aeroporti del sistema aeroportuale sono cresciuti. Però è anche vero che molte compagnie aeree stanno spostando la loro base, soprattutto le low cost, quindi EasyJet, Ryanair. Di conseguenza noi questo allarme lo lanciamo, cioè che chiediamo che la tassa d'imbarco rimanga una tassa d'imbarco limitata. Io capisco che Venezia ha un proprio ragionamento, ma Venezia sta facendo il ragionamento su Venezia. Noi diciamo che gli aeroporti servono a tutta la regione e non soltanto a Venezia. Crescono le presenze nelle colline di Conegliano Valdobbiadene, patrimonio UNESCO. Il 28 aprile saranno teatro della Nova Eroica, gara ciclistica su strade bianche in sella alle bici gravel. E questi eventi vengono fatti ormai in tutto il mondo, Sudafrica, Cuba, Inghilterra, Olanda, Spagna, Giappone, e anche in Italia sono state scelte delle destinazioni che avessero in comune con la prima edizione, che viene svolta in un territorio bellissimo da un punto di vista paesaggistico, ma anche molto conosciuto per il patrimonio enogastronomico, vedi il Chianti, oppure l'altra che viene organizzata nella zona del Brunello in Montalcino. È stata scelta la destinazione delle colline del Conegliano Valdobbiadene, che è una destinazione bellissima con un patrimonio paesaggistico ed enologico conosciuto in tutto il mondo. La chiave del successo sia in assoluto proprio essere riusciti ad avere questa intuizione straordinaria, che è quella di unire più elementi che rappresentano poi l'unicità del Veneto e delle sue destinazioni turistiche. Sicuramente quella del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene unisce un paesaggio culturale che è stato inserito nel 2019 all'interno della lista di patrimonio dell'umanità, insieme a quella che è l'arte, la cultura, la tradizione dei territori, la ruralità e chiaramente non da ultimo la viticoltura, che diventa anche un elemento che piace molto agli stranieri.